Amici di Calcio Napoli 24, siamo a Palazzo Reale, qui sta parlando Antonio Conte per la sua conferenza stampa di presentazione. Chiediamo ai tifosi che sono scatenati cosa si aspettano dall'allenatore azzurro. Cosa vi aspettate da Conte? Sicuramente di portare di nuovo stabilità nella squadra, perché ci vuole, e poi avere giocatori comunque che hanno voglia di giocare e non che pensano ai soldi. Dal punto di vista del mercato, quale attenzioni? Sicuramente in difesa, qualche attenzione in difesa, qualche acquisto in difesa e anche in attacco se va via Osimhen, un attaccante forte come Lukaku. Su che nome opteresti? In attacco Lukaku 100%, Lukaku. Perfetto, grazie mille. Preside, fai tornare a Kim, che sta a spasso là, o no? Sta a spasso. E da Conte cosa vi aspettate? Almeno la qualificazione in Champions League. Almeno, o no? Ci fidiamo di Conte, appunto. Ci fidiamo di Conte. E finisce qua. Prego, dica. No, questo dicevo. Ci fidiamo di Conte in toto. In toto. Qualsiasi cosa, qualsiasi giocatore sarà bene. Un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Con questo cartello vi devo chiedere per forza cosa vi aspettate da Antonio Conte. Tutto, è l'unica garanzia che potevamo avere dopo un'annata così brutta. Siamo venuti dallo scudetto a 10° posto, era l'unica garanzia che ci poteva dare De Laurentiis. Ma De Laurentiis deve solo ascoltare Conte, ci mette una cosa di soldi e compra i calciatori che vuole lui e non deve entrare nello spogliatoio del Napoli, perché nello spogliatoio c'entra solo l'allenatore e basta. Ha qualche nome sul mercato che vorrebbe? No, ma io mi fido di Conte, noi dobbiamo fare solo i tifosi. Volevi dirci qualcosa? Sì, vorrei dire solo che quest'anno con Conte dobbiamo viaggiare solo. Conte, facci viaggiare, facci sognare. Non mollare mai, perché noi stiamo con te e con la squadra. È sempre solo la maglia. Conte, facci viaggiare. No, io spero che tutta l'erba cattiva di quest'anno se ne vada, perché dei giocatori ci hanno danneggiato, non ci hanno fatto andare in Coppa dei Campioni e poi sono stati loro a lamentarsi che non facevano la Coppa. Allora se ne vadano, aria pulita ci vuole. Un uomo carismatico come Conte può portarci in Coppa dei Campioni, poi chissà, quello che succederà sarà bello. È quello che si aspetta quindi da Conte, la qualificazione in Champions? Sicuramente, non mai programmare, perché non si sa mai. Che anche noi lo scudetto che abbiamo vinto non era programmato. Io lo spero sempre. Noi 2 anni fa ne abbiamo mandati a tutti, Di Lorenzo, Spina, Ruiz, Koulibaly se ne sono andati dopo Mertens. Dopo un anno sono arrivati i risultati con lo scudetto, perciò se loro non vogliono restare a Napoli, nessuno è dispensabile. Se non volete rimanere a Napoli potete andare, perché noi conta solo la maglia, solo la maglia. E allora ne approfitto, vi chiedo anche Kvara e Di Lorenzo cosa ne pensate? Devono restare o devono andare via? Allora, se Kvara e Di Lorenzo vogliono rimanere devono lottare, se non vogliono rimanere se ne devono andare, perché non sono indispensabili. Ci sono altri giocatori che lottano con la maglia e con il cuore. Forse è la rabbia che ci porta a dire queste cose, perché sono stati 2 ottimi giocatori per il Napoli, però chi non vuole stare a Napoli senza voglia non può stare, deve andarsene. Io lo spero che rimangano,
perché si costruisce, sono giovani, specialmente a Crava. Grazie. Chiedo anche a te cosa ti aspetti da Conte. Allora, da Conte mi aspetto sicuramente i risultati. Siamo qua con tutto un 10° posto, una stagione vergognosa. Siamo qua sempre a sostenere la maglia, quindi è il minimo che posso fare per ripagarci. Poi chi non vuole restare, chi no. Abbiamo già avuto i nostri addii, c'è gente che come Callejon che ha lavorato gratis, gente come il capitano Amsic che è inutile descriverlo, quindi un capitano che ha vinto lo scudetto, se si comporta così è veramente una delusione, ma alla fine conta solo l'azzurro che portiamo sulla maglia e noi che sosteniamo sempre la squadra. Poi i risultati nel bene e nel male si vede qua, dopo una stagione vergognosa siamo qua ad aspettare a lui, quindi ci può solo che ripagare con la gioia. Se ti volessi chiedere qualche nome per il mercato, chi suggeriresti a Conte e a De Laurentiis? Ma sicuramente difensori, Buongiorno, io andrei subito su Buongiorno. Poi il mio acquisto sarebbe blindare Quara, però ripeto, chi vuole rimane, chi no stato bello. Grazie. Le chiedo cosa si aspetta da Antonio Conte. Cosa si aspetta da Conte? Ma dopo tanti errori che sono stati fatti da parte della società, di portarci in alto, perché io dico che era l'unico allenatore in questo momento che ha gli attributi che ci potrebbe far risalire dopo questa annata un po' altalenante. Invece sul mercato c'è qualche nome che consiglierebbe? La prima cosa voglio il rinnovo di Kvaratskhelia, dobbiamo ripartire da lui, la squadra già abbastanza forte, mancano quei 4-5 giocatori di alto livello che ci potrebbero far fare il salto di qualità. E invece sul caso di Lorenzo cosa ne pensa? Io un secondo. Fortissimo. Perché non sei... Allora, per quanto riguarda Di Lorenzo, io credo se lui ritiene che il suo ciclo a Napoli lo ringraziamo, perché comunque è stato sempre un ragazzo al suo posto, una persona seria, però non vogliamo giocatori contro voglio. Se lui vuol decidere che il suo ciclo a Napoli è finita, ben venga. Perfetto. Grazie.